La foto della firma dell'accordo di programma in merito alla realizzazione dei 2 nuovi poli sanitari di Padova porterà per sempre il logo della Protezione Civile, perché è stata sancita in un momento storico anche simbolico, visto che proprio in Veneto la ricerca medica è stata fondamentale nella cura clinica del coronavirus. Io penso che oggi sia una giornata storica. Stiamo parlando di 2 ospedali da 900 posti letto, via Giustiniani, che sarà l'ospedale della città, Padova Est, il Policlinico Universitario di standing internazionale, dove ovviamente l'università cura in maniera top e ricerca. Accanto al presidente del Veneto Luca Zaia, presenti il direttore dell'azienda ospedaliera padovana Luciano Flori, il rettore Rosario Rizzuto, il sindaco Sergio Giordani, il presidente della provincia Fabio Bui. Momento storico, di fatto anche istante di non ritorno, come è stato spiegato, visto che entro il 2027 questo plastico dovrebbe diventare realtà. Ora abbiamo le carte, che vuol dire caratteristiche idonee per fare la progettazione a Padova Est, e abbiamo un progetto di rigenerazione su via Giustiniani concordato fra tutti. E poi un sito completamente nuovo, tecnologico, a Padova Est, il Policlinico Universitario Regionale, dove lo studio e la ricerca diventeranno importantissimo riferimento internazionale. Nel futuro noi dovremo avere un luogo nel quale la formazione, la ricerca e la ottima assistenza si mescolano. A Padova Est potrebbe sorgere anche un campus unico nell'Europa centro-meridionale, simile alle realtà americane o nord europee. Mentre per quanto riguarda Padova di Giustiniani avremo una rigenerazione, sarà demolito gran parte di tutto, sarà fatto il parco delle mura, per cui è un sogno che si avvera.